Su internet si vedono sempre di più persone che riescono a camminare sull'acqua. Ma come fanno realmente? Sicuramente hanno un trucco. E noi oggi scopriremo qual è. Per iniziare Sofia ci scrive: Crazy, per camminare sull'acqua bisogna correre velocemente. Ok, inizio io, ok, fate spazio. Sicuro, Ok, Gio? attenzione, Attenzione, e lui va, male, malissimo. Già faccio a provare. Sì, raga, però Funziona. tra l'altro è arrivato a metà piscina, quindi Gio. Ma non è ancora abbastanza. Camminare sull'acqua bisogna aver allenati questi qua. E io ce li ho pronti. 3, 2, 1. Cioè, di due cretini neanche uno è riuscito a camminare sull'acqua. Quindi adesso arrivano le donne e vediamo se ci riescono. Arrivano le donne e vediamo se ci. Voglio proprio vedere Giada cosa riesce a fare. Vai. Cioè. Cosa stai dicendo? Dai, provaci, dai. Faccio vedere. Raga, come sempre un fallimento della natura. Niente da fare. Penso io, mi sono appena scocciato 4 bottiglie perché io sono il king delle sfide, quindi riesco a fare qualsiasi cazzo. Aspetta un attimo, dai. Sì. Ti sei appena scocciato qua. Esattamente sì, perché il king riesce a fare qualsiasi cosa. Oh, state tutti zitti, state zitti. E quindi secondo questa tattica tu galleggeresti sull'acqua. Esattamente, scommettiamo 50 euro. 50 euro. 50 euro, il king. Oh, stai zitta, dove fa lavorare. Signore e signori, siamo pronti? Scopriremo se effettivamente con le bottiglie in piedi potrà camminare sull'acqua. Ovviamente ci riuscirò al 100%. Vai. 2, 1, vai! Ma che coglione. Scusate, è stato un fail, scusate ragazzi. Noi siamo andati più lontani rispetto a Ma Fava. ti devo dare 50 euro, ti devo dare, oh. Fava, sei un cretino, un Ma emerito vaffa- cretino. Vabbè, oh, maffa, che figa, oh. Se quella di Fava non ha funzionato, voglio proprio vedere questa! Signori, sto per diventare Aquaman, guardate qui! Ho ufficialmente 2 tavolette attaccate al piede, regà, la domanda è, secondo voi galleggerò? Secondo me, forse secondo me no, neanche per no. Secondo me lui ci riuscirà perché mi ha rubato il metodo delle bottiglie e questa cosa è una cosa ingiusta. Senti, È una noi siamo- cosa ingiusta! È una cosa ingiusta! È arrivato il momento, al mio 3, proviamo a vedere se galleggio! 3, 2, 1, dai. Per un pelo! Stavo galleggiando, raga! No! C'ero quasi però, c'ero quasi, vero? Secondo me è andato peggio di me. Vai. Cioè raga, incredibile, per un secondo ho avuto tipo la sensazione di camminare sull'acqua, anche se poi ovviamente il troppo peso non ce l'ha fatta. Ma giù ce la potremmo fare! Sì, vabbè! Gio. Cioè, la metà di te! Raga, Gio pesa 30 kg e può riuscirci, vediamo. Quanto la mia gamba pesa questo, quindi dai, ci sta. Vero, una coscia tua pesa Gio. Dimostra a chiunque che puoi camminare sull'acqua. Guarda il cappello che pesa! Noi crediamo in te, vai! Cammina! No, che fail! Io mi chiedo, ma perché? Perché pongo speranze in sto... La tavoletta nei coglioni! Cioè, raga, ma ha fatto meno di me, Gio, ma non hai camminato manco per un metro! Io credevo tantissimo in Gio! Fallimento. Non già te che pro! Le tue cose di merda! Oh. Scusa, questo era un brevetto Stai intelligentissimo, secondo tranquillo, me. stai tranquillo che prima o poi troveremo il metodo. Ma vuoi provarci tu? Sì, vai. Attenzione! Ci prova lui! Questa volta io te la farò al 100% sicura. Sì, proprio al 101%. Ora la bomba nucleare questa appena si butta! Ok, Fava! 3, 2, 1, Ma vai a cagare, va! Vai via, vai via, vai! Comunque secondo me... Regà, secondo me la soluzione ideale è usarle come tavolette da surf. Guarda qua, io camminerò sull'acqua, io ce la farò! Ce l'ho riuscito! Sei riuscito a salire Ma che sopra! c'è riuscito, raga, ma dai, ma non diciamo baggianate, raga. Questo qui è lo spray impermeabilizzante, cioè riesce a rendere qualsiasi cosa waterproof. Guardate per esempio questo video, lo mettono su un foglio e il foglio non si bagna! In teoria potremmo riuscire a camminare sull'acqua grazie a Ma questo. se te lo metti tutto sul corpo tipo galleggia! Voli, secondo me vola. No, aspetta, ce ne vorrebbero 10 e costa 9 euro. Cioè, raga, guardate il prezzo. Quindi direi di provarlo sui piedi. Ok, dai, vai! Ok, Crazy! raga. Oh, ma che
sta Ma roba. che schifo è? Mio Raga, Dio. aspetta, oh, ma che è? Mettilo sotto, secondo me il piede si plastificherà. Aspetta, ok, basta, mettilo qua ora. Ok. Ho un piede waterproof, incredibile, basta! Anche sotto, Ba- sotto ba- deve essere basta, impermeabile. basta. Ok. Questa è la situazione dei piedi, funzionerà? No, assolutamente no. Secondo me funzionerà perché io credo nella tecnologia. Bravo, bravo, questo è lo spirito, Fava! Io con questo spray galleggerò sull'acqua, camminerò sull'acqua, dimostrerò al mondo intero che è possibile. Guarda! No, raga! L'acqua adesso guarda, non gli va, guarda! Ho il piede waterproof! No, e se le metti di proprio. 3, 2, 1. Ogni tentativo che abbiamo fatto è fallito. Sto cominciando a pensare che sull'acqua non ci cammineremo mai. Nessuno dei 4 tentativi aveva funzionato. Tutti eravamo disperati e non sapevamo che fare. Ci stavamo arrendendo all'idea che nessuno di noi avrebbe camminato sull'acqua. Non ce la facciamo. Non lo so. Abbandoniamo questa idea per favore. Fino a quando Joe non ha creato loro. Vi presento le Terminator Aquaman Water Scarpe del secolo. Che scarpe, scusa? Perché sono delle scarpe. Ma che scarpe? Ma è un ammasso di plastica messo insieme. Stai zitto e ora ti faccio vedere che arrivo fino alla punta della piscina. Oh, questo può funzionare, vai Gio, crede in te. Io pure, vai Gio, vai! E ci abbiamo ancora una speranza, quella si chiama Joe. Ha creato delle scarpe incredibili. E ora scopriremo se galleggia, ma non devi camminare, ti devo poggiare io sull'acqua, ok? Ok. Ti prendo da qua sotto, ma non stiamo facendo cose sensuali. Attenzione, oh! Allora, galleggi, vai, oh, stai galleggiando! Ma come no? Ok, le abbiamo revisionate, vai, stai camminando? Oh! Io me ne pento di credere in questo qua, io me ne pento, ma perché gli Allora, questa è colpa tua perché secondo me sei tu! La colpa è tua che ci hai fatto queste sfide, la colpa è tua, basta! I miei amici mi avevano dato la colpa a me, così ero l'unico responsabile di questo dramma. Solo io potevo riuscire a risolvere questa situazione e lo dovevo fare nel migliore dei modi. Preso dalla grinta, ho cercato su internet come i maghi fanno a camminare sull'acqua e avevo trovato qualcosa di incredibilmente incredibile. E così ci ho provato, ma niente da fare. Anche questo tentativo era fallito. Ho detto tutti i segreti a Joe, che era molto più piccolo e molto più agile, e questo è quello che ha combinato. Oh, dopo tantissimo tempo. Raga, assurdo! Ha camminato sull'acqua, cioè, gli ho spiegato le tecniche, ce l'ha fatta! No, ma com'è possibile? Lo voglio provare pure io! Su, raga, cioè, ha camminato sulla, guarda di qua, ha fatto pochi passi, ma ce l'ha fatta! Vabbè, Crazy, dai, ce la dobbiamo dire però la verità. Vabbè, diciamogliela, raga, stavamo usando il plexiglass. Come vedete, questo qui, raga, è il vetro trasparente che tutti i maghi usano per fare le loro magie sull'acqua. Cioè, riescono a camminare perché creano dei veri e propri pavimenti invisibili grazie a questo vetro magico. Quindi è possibile camminare sull'acqua? No, scordatevelo, almeno che non mettate in Gesù. Ma in questo caso noi siamo esseri naturali, normali, e non riusciremo mai a camminare sull'acqua. Direi per la prima volta su questo canale esperimento fallito. Soprattutto questo cretino qua che non fa fare una cosa. Dai, ne hai date 3 idee, manco una. Sì, Ma no, no! me le date. Sei un coglione.